Il servizio di porta a porta da Agrigento diventa realtà a partire da lunedì, non soltanto per i quartieri di Villa Seta e Monserrato, ma anche per quelli di San Leone, Villaggio Peruzzo e Villaggio Mosè. E nell'ultimo step, ma che avverrà dopo Natale, saranno coinvolti Agrigento Centro ed il Centro Storico, ultimi due tasselli prima che la Città dei Templi sia in regime differenziato al 100%. Ma nei centri di distribuzione dei cestelli continua a regnare il caos. È impensabile poter pensare di trovare una fila modesta, ragionevole e civile. Stamattina sono stati ritirati anche i vecchi cassonetti. Gli abitanti ed in modo particolare chi non è riuscito ad averla vinta sulle lunghe code per ottenere i cestelli non sa proprio cosa fare con la spazzatura. Regna la disorganizzazione e anche l'informazione alla città su cosa cambia e come non è stata sufficiente. Occorre che ogni cittadino, dai più piccoli agli anziani, sappiano come, dove, quando e in che modo gettare i propri rifiuti. Pena una multa, se sbagli una multa, se per caso scegli di non differenziare una multa, in automatico anche se non produci rifiuti. Ignorare ovvero non conoscere costerà caro. A bussare alla nostra porta questa mattina uno degli abitanti di via Cavalieri Magazzeni che manifesta e chiede informazioni sui suoi disagi e perplessità. Il mio problema è i cassettoni che tu vuoi levare per quanto riguarda la mia incontinenza d'urina. Io non posso tenere l'urina a casa 10 giorni. Io ogni giorno la devo sbarrare. Dimmi tu dove e io la sbarro. Dice la deve portare lì, la deve portare lì. Io ne saccoccio, la peso e la porto là. Questo è il mio problema. Se non lo fai, farò una denuncia alla Procura della Repubblica. I debbono mettere un cassone apposito, donne dicono come quando si fanno i stracci degli alberi e via di seguito, dove io ogni 24 ore devo buttare l'urina lì dentro, perché l'urina è in questi pannoloni. Non li posso buttare nel gabinetto Casattupa. La differenziata ancora non è partita però. Ma manco c'è più una. La differenziata ancora non è partita, partirà il giorno 5, quindi ancora diciamo... Ma stamattina che ci sono andato c'erano 400 persone lì di fronte all'ex Palazzo dei Congressi. Non mi hanno scritto. Cioè, avete chiesto. E quando mi vuole dare una cosa piccolina così e noi ci vanno 4 pannoloni, e la tenere dei giorni a casa, io non li tengo. Faccio una denuncia, ma non la tengo, va. Proviamo a fare un po' di chiarezza. I rifiuti, oggetto della raccolta porta a porta, scrive il sindaco Lillo Firetto nell'ordinanza appena firmata, dovranno essere esposti, previa riduzione volumetrica, negli appositi mastelli forniti dal comune dalle ore 20 della giornata precedente e il ritiro non è oltre le 6 della stessa giornata. I rifiuti devono essere conferiti tramite esposizione su suolo pubblico o di uso pubblico all'esterno e nell'immediata adiacenza della propria abitazione. È vietato l'utilizzo di buste che non consentano la verifica visiva della tipologia del rifiuto conferito. È assolutamente vietato, aggiunge sempre il sindaco, nella nuova ordinanza il conferimento di rifiuti non assimilabili ai rifiuti urbani. Obiettivo, spiega Firetto, è far abbassare la tari e per questo non conta soltanto la quantità di raccolta differenziata, ma anche e soprattutto la qualità. In caso di conferimento di rifiuti non conformi, spiega il sindaco Firetto, ossia senza la corretta differenziazione, i rifiuti non saranno ritirati e verrà posto un bollino di non conformità che indica i motivi del mancato ritiro. I contenitori distribuiti per la raccolta differenziata dispongono di servizio Q-Code e microchip per sanzionare automaticamente chi non fa la differenziata in maniera conforme. Ciò farà scattare una sanzione amministrativa che va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500.